Parlare di impresa, di lavoro e di fabbrica significa anche parlare di cultura. Al microfono del quotidiano del Piave Maria Cristina Gribaudi, amministratrice unica di Keyline e presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia. C'è un filo rosso, o meglio un'altalena, che lega il passato, le scelte di vita e lo spirito di impresa nella sua vita. Nel suo libro L'altalena rossa, appunto, racconta la sorprendente vita di una donna in fabbrica. Ma com'è nato questo grande amore? Ma forse avrei dovuto scrivere di una bambina in fabbrica, perché questo grandissimo amore per la fabbrica nasce proprio grazie a mio padre, che era un uomo di fabbrica e che alla domenica a Torino, quando ero piccolina, invece di portarmi al Valentino a giocare, lui mi portava in fabbrica, perché riteneva importantissimo che io ascoltassi il rumore della fabbrica e sentissi il profumo dell'acciaio, perché noi facevamo cucine industriali. E mio padre era così fortemente legato alla fabbrica e ai posti di lavoro, a creare continuamente posti di lavoro, perché mio padre era un sopravvissuto a un campo di concentramento e quindi per lui era importantissimo il concetto del lavoro. Donna, madre di 6 figli, moglie, come si fa a conciliare famiglia e impresa ad altissimi livelli? Conciliare è una parola grossa, però ci si può provare. Io direi che intanto non si può fare tutto e bisogna avere delle persone che ti aiutino, quindi avere delle persone che riescano ad aiutarti in casa, ma io sono stata anche molto aiutata dalle strutture pubbliche, perché tutti i miei figli sono andati per esempio in asili nido che erano pubblici, e poi naturalmente imparare ad avere fiducia nelle persone che lavorano attorno a te, nel tuo team di lavoro, e quindi imparare anche a delegare. In Keyline il ruolo di amministratrice unica è ricoperto a turno triennale con suo marito Massimo Bianchi. Dal 2002 al 2016 l'incremento del fatturato è stato davvero importante, quasi esponenziale. È questa scelta di fiducia il segreto del successo? Allora, il segreto del successo secondo me sta anche nella complicità di coppia, nella resilienza, nell'affrontare quotidianamente i problemi e nel voler accettare da parte dell'altro i suoi punti di forza e di debolezza, in modo da poter supportarci a vicenda. Quindi ecco perché forse mi piacerebbe parlare più di complicità, che è una complicità che nasce da un team, no? Che questo è un altro valore anche all'interno dei team di lavoro che abbiamo all'interno dell'azienda in Keyline, no? Quindi diventiamo una best practice anche per i nostri collaboratori, dove un uomo e una donna si considerano alla pari. Parliamo del welfare aziendale, prima l'ha citato. Produzione e vantaggio dipendono ancora effettivamente dalle persone o soltanto dall'economia? Sempre di più dalle persone. Noi parliamo oggi di welfare aziendale, ma non possiamo non ricordare Adriano Olivetti e quello che Adriano Olivetti ha fatto nel mondo, perché di welfare aziendale se ne parla e si deve continuare a parlare, ma grazie soprattutto a quello che Adriano Olivetti ha fatto. Adriano Olivetti è una delle persone italiane più famose nella Silicon Valley, proprio perché lui aveva un approccio completamente diverso nel gestire le persone che lavoravano per lui. Mio padre lo conosceva, mio padre era un imprenditore del nord-ovest, perché noi siamo di Torino, io sono nata a Torino, e quindi io credo che il welfare aziendale che in questo momento c'è in Keyline nasce proprio dal mix delle due culture, la cultura del nord-est e del nord-ovest, dove non sto dicendo che una è migliore dell'altra, ma è proprio l'insieme dei valori contenuti nelle due culture che ha portato ad avere questa eccellenza di welfare che abbiamo in Keyline. Tra i suoi incarichi istituzionali c'è anche la presidenza della Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Quanto conta oggi, anche in termini economici, la cultura e cosa si può fare per avvicinare ai musei i giovani?
La cultura è fondamentale, di cultura si può vivere, l'Italia è un paese meraviglioso, noi ce ne rendiamo conto quando usciamo dall'Italia, noi ogni 100 metri abbiamo un capolavoro da vedere, perché basta immaginare solo le chiese che abbiamo, no? E quindi abbiamo Venezia che è un museo a cielo aperto, quindi di cultura si può vivere, dobbiamo viverla, rispettarla. Inserirla in contesti economici, no? Quindi un turismo che comunque porti un vantaggio a tutto il sistema Italia. E come possiamo portare di più i giovani? Beh, io ci sto provando perché una delle prime cose che ho fatto in fondazione è stata quella di mettere il wifi. Il wifi non c'era nei musei, nei nostri 11 musei non c'era il wifi. Come possiamo pensare che un giovane entri in un museo se non c'è il wifi, se non c'è un'app per cui lui scarica e può andarsi a vedere magari la mostra che noi stiamo vedendo? Abbiamo creato dei baby pit stop all'interno degli 11 musei, vuol dire che noi in tempo reale siamo riusciti a ridare a Venezia 11 location gratuite dove le famiglie possono cambiare i loro bambini. Abbiamo oltre 2300 attività educative da parte della Fondazione che si rivolgono agli anziani e ai bambini. Perché? Perché gli anziani è il futuro. Occuparsi degli anziani non è il passato, ma è il nostro futuro, perché vivremo sempre di più. E i bambini dobbiamo coinvolgerli nei musei perché sono i nostri clienti del futuro. Quindi dobbiamo fare educazione sulle nuove generazioni che vengano ai musei, perché i musei appartengono a tutti. Io sono fortemente convinta il concetto della democratizzazione della cultura. La cultura va diffusa. Prima ha citato un connubio tra le esperienze del nord-ovest con quelle del nord-est e parlando di nord-est parliamo del nostro territorio. Quale può essere, se esiste, il valore aggiunto del trevigiano nel futuro dell'impresa nazionale e internazionale? Allora, come dicevo prima, noi proveniamo da Torino, ma una cosa che mio padre mi ha sempre insegnato è che lui era orgogliosamente veneto e soprattutto trevigiano, quindi lui diceva sono di adozione trevigiana. Quindi è un terreno che a noi ha dato molto, alla mia famiglia, ha dato molto a mio padre. Ed è per questo che io lavoro gratuitamente per la Fondazione Musei Civici di Venezia, perché poi bisogna restituire, c'è un momento in cui dobbiamo restituire. Il nostro territorio è ricchissimo, ci sono imprenditori che hanno scritto la storia non solo del trevigiano, ma poi è stata portata nel resto del mondo. Però secondo me dovremmo fare più rete tra imprenditori, più rete a livello culturale. Per esempio abbiamo i musei d'impresa, non dimentichiamo che cultura e fabbrica devono viaggiare insieme. Più rete tra le donne, che è una forza che va assolutamente portata alla luce e che quindi tutta questa energia può essere poi riportata nel Veneto e quindi in Italia e poi a livello internazionale, anche perché noi trevigiani abbiamo la fortuna di vivere vicino a Venezia, che è la città più bella del mondo. La nostra collocazione trevigiana ci permette di avere veramente un bacino internazionale, perché Venezia parla un linguaggio che è unico al mondo.